Censura. La tua radio. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora adesso c'è veramente da divertirsi. E sì, perché la domanda è se il mainstream, i giornaloni, i talk quasi a rete unificate, i commentatori del copia e incolla, insomma, se la bolla mediatico-intellettuale darà in coro del sovranista, del nazionalista, dell'antieuropeista al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Eh sì, perché un'agenzia di poche ore fa dà questa notizia, dalla notizia che il Presidente, nella tradizionale colazione di lavoro e di confronto istituzionale che precede il Consiglio europeo, con la Premier Giorgia Meloni, alcuni ministri di primo piano, tra cui Tajani e Giorgetti, i sottosegretari Fazzolari e Mantovano, insomma il gotha del governo. Ebbene, Mattarella in questa sede, a quanto si apprende, quindi a quanto ritiene di far apprendere il Quirinale, evidentemente, ha detto che non si può fare a meno dell'Italia nell'Unione Europea. E beh, scusate, ma è esattamente la posizione che il governo di centrodestra sta tenendo in queste ore. Oddio, forse diciamo, salvo Tajani che preme per un accordo pur che sia, cioè per essere comunque al tavolo senza tanti distinguo e senza preoccuparsi delle condizioni a volte anche largamente irricevibili che vengono poste al nostro paese, però il resto del centrodestra sta tenendo esattamente questa posizione. È la sintesi anche diciamo politica del discorso che ha fatto Meloni in Parlamento. Non si può fare a meno dell'Italia nell'Unione Europea, cioè ha criticato la reiterazione dell'asse franco-tedesco che ha, come dire, gestito in quelli che lei ha chiamato i caminetti la tripartizione dei top jobs, no? Delle cariche di alto profilo, quindi la conferma della von der Leyen, l'ex premier portoghese socialista, presidente del Consiglio europeo, e la premier estone, alto rappresentante per la politica estera. E tra l'altro qui c'è un aggravante che è un altro dei dati politici del discorso di Meloni. Non solo è irricevibile che continui ancora a dettar legge l'asse franco-tedesco rispetto ai 27 Paesi membri, ma è irricevibile al quadrato in questo caso, perché si tratta di un asse franco-tedesco ampiamente delegittimato dagli elettori francesi e tedeschi. E sì, perché i grandi sconfitti di queste elezioni europee si chiamano Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Macron è stato più che doppiato dal partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National, di cui nessuno parla negli equilibri, di cui nessuno vuole tenere conto, cioè nessuno tiene conto del partito votato da un terzo dei francesi. Non crediamo che un terzo dei francesi sia fascista o pericolosi estremisti. Olaf Scholz ha perso clamorosamente la SPD per la prima volta nella storia, è terzo partito, non secondo, superato dal partito di estrema destra AfD. Quindi è un asse franco-tedesco retto da due perdenti, da due a cui i rispettivi popoli hanno suonato l'avviso di sfratto, che pretende ancora di dettare legge. Meloni è la parte più lucida e meno, come dire, in balia della sindrome di Stoccolma verso i socialisti, questo dice non si può fare a meno dell'Italia nell'Unione Europea, e non fare a meno dell'Italia vuol dire anche non fare a meno anche qui della volontà del popolo italiano, che è stata chiaramente una volontà a favore del centrodestra. Questa è la conventio ad excludendum, che non c'entra più Mattarella, ma qui c'entra Meloni, che Meloni giustamente ha criticato in aula. Quindi crediamo, speriamo, non abbiamo dubbi, insomma non abbiamo elementi per dubitarne, che Meloni agirà di conseguenza. In ogni caso, adesso voglio vedere come impacchetteranno loro signori queste parole di Mattarella.
Grazie a tutti, a domattina.